Ben ritrovati su Radio Guest e saluto subito Jacopo Mestroni, direttore operativo di turismo FVG. Jacopo, ben ritrovato. Ben ritrovato Igor, a te, grazie dell'invito. Sarà un piacere passare qualche minuto assieme per parlare di turismo, di strategie, di estate, ma anche d'inverno, ma anche di primavera e autunno. Insomma, quali sono i bilanci intanto e le riflessioni della stagione invernale appena conclusa? Quali sono stati i punti di forza? Se avete già individuato delle migliorie per il prossimo inverno. Ok, siamo in un momento di bilanci della stagione invernale appena terminata. Possiamo dire che le condizioni meteorologiche non ci hanno aiutato molto perché l'inverno è stato caldo ed è stato un inverno secco. Questo però non ha comportato dei numeri negativi, anzi noi abbiamo registrato dei numeri record su tutti quanti i nostri poli, quindi noi chiudiamo a oltre 800.000 primi ingressi, che sono le giornate sci che sono state registrate. È un numero che ha superato qualsiasi aspettativa. Se si pensa anche che il numero di giornate disponibili per andare a sciare era ridotto rispetto agli altri anni, perché la stagione è iniziata tardi rispetto all'8 dicembre, che è la data simbolo, ed è finita anche un po' prima. Abbiamo superato gli 800.000 primi ingressi, abbiamo superato i 9 milioni di passaggi, quindi i tornelli che si aprono, che girano, sono stati 9 milioni, quindi il numero è molto importante, e questo ha rispecchiato anche un aumento degli incassi. Devo dire che la leva su cui abbiamo giocato noi quest'inverno, è stata quella del prezzo, soprattutto il fatto di riuscire a rimanere allo stesso prezzo degli ultimi anni, delle ultime stagioni, e siamo stati gli unici ad avere un prezzo molto concorrenziale rispetto a tutto l'arco alpino, perché se pensiamo che con 39,50 € da noi in alta stagione si può sciare, si può acquistare un giornaliero e quindi sciare tutto il giorno, pensando ai competitor, i quali viaggiano chi tra i 50 e i 60 come alcuni compressori austriaci, chi abbondantemente sopra i 70 € come alcuni compressori dell'Alto Adige, per cui siamo alla metà praticamente. Quindi il prezzo sicuramente è stato uno dei fattori che giustificano i risultati, non solo il prezzo, anche la qualità delle piste, quindi l'innevamento, la battitura. Non lo dico io, ma lo dice anche l'indagine di mercato che noi facciamo sulla customer satisfaction dei nostri clienti, per cui a parità o con una qualità in aumento e mantenendo i costi, perché insomma siamo anche bravi a gestire il tutto, ce lo diciamo da soli, i risultati ci sono. A proposito invece di stagione estiva, quali sono le anticipazioni, se le possiamo chiedere, e anche quali sono le strategie per attirare i turisti sia dall'estero che dall'Italia? E poi se magari ci dici anche quali sono i grandi eventi, che siamo curiosi. Per quanto riguarda l'estate, le nostre spiagge, come dire, vivono un po' di luce propria, perché Lignano e Grado hanno un tasso di occupazione per il periodo luglio-agosto che è già molto molto importante. Quindi vanno sicuramente spinte e va tenuto alta quella che è l'attenzione su queste località. In montagna stiamo sviluppando tutto il prodotto della parte bike e del mondo dell'outdoor, non solo in montagna ma anche in tutta la fascia collinare. Quello che i turisti chiedono per il Friuli sono fondamentalmente due cose: una è l'enogastronomia e l'altra è l'attività all'esterno, soprattutto dopo il Covid, quindi fare attività fuori e mangiare bene e bere bene. In questo contesto noi ci stiamo muovendo per riuscire a lavorare con gli operatori nel creare un'offerta turistica che dia questo. Abbiamo la fortuna di avere un aeroporto che sta aumentando in maniera esponenziale il numero di destinazioni. Noi puntiamo al fatto che le destinazioni siano quelle che portano i turisti da noi, più che i nostri corregionali che vanno fuori, e quindi c'è anche un sistema logistico, treni, aerei, l'aeroporto che è intermodale, sono tutti fattori che ci aiutano nel proporre un'offerta di una certa qualità. Non solo questo, ma anche cultura. Noi abbiamo chiuso una mostra a Trieste di Banksy registrando 93.000 ingressi. Erano dai tempi della mostra di Monet a Villa Manin che non si registravano numeri tali. Inauguriamo il 22 di aprile la mostra di La Chapelle, che è un fotografo americano di fama internazionale, una mostra che invito tutti ad andare a vedere perché è di grandissima qualità, e Trieste si conferma e aumenta quella che è l'offerta
appunto qualitativa, quindi hotellerie, cultura e altro. Ci apprestiamo ad arrivare all'estate con la Dunata degli Alpini a Udine il 14 maggio, con il Giro d'Italia che avrà la tappa, crediamo, decisiva per la classifica il 27 maggio, Tarvisio Montelussari, e poi inizia l'estate con grandi eventi. Noi supportiamo i grandi concerti, ad esempio, che si terranno a Lignano, a Villamanin, in tanti comuni del Friuli. Quindi un'estate densa di appuntamenti, e poi ci porterà all'autunno, quindi iniziare con la Barcolana la seconda domenica di ottobre, e poi riparleremo dell'inverno, e quindi ciclicamente andiamo avanti così. Come dico sempre io, la regione Friuli Venezia Giulia è una delle più ricche e naturalmente ha molto da dare durante tutti i mesi dell'anno, perché abbiamo citato anche già l'autunno. E a proposito di questo, durante l'autunno e la primavera, quali sono a questo punto le attrazioni turistiche? Perché solitamente si parla sempre dell'estate, quindi la stagione balneare, i grandi eventi, piuttosto che i comprensori sciistici con altrettanti grandi e belli eventi, però anche durante le stagioni intermedie ci sono diverse attrazioni. Quali sono anche gli interessi che i turisti scelgono, quali sono le attività? Allora, destagionalizzare è un termine molto utilizzato soprattutto nel turismo, quindi per andare oltre ai soliti paradigmi, come dicevi giustamente tu. La nostra terra ha la fortuna di essere molto ricca da questo punto di vista, quindi il tema dei borghi, il tema dei musei, il tema dei parchi sono quelli che ci vengono maggiormente richiesti nelle stagioni che non sono fino adesso state considerate turistiche, un po' perché le scuole sono aperte, per cui uno fa fatica magari a muoversi e a programmare una vacanza di una settimana, però noi puntiamo a organizzargli il fine settimana a tanti, o a ritagliarsi degli spazi di 3-4 giorni, e quindi potendo visitare il Coglio, i borghi. Noi abbiamo dei borghi bellissimi all'interno del Friuli, Valvasone, Poffabro, ce n'è per tutti i gusti. Abbiamo parchi incredibili, Castello di Miramare col proprio parco che è visitatissimo, e appunto per non concentrare la gente nei periodi in cui già la regione, l'offerta è full, spingiamo molto affinché in primavera e in autunno ci si sposti su questo tipo di attività. Ecco, un'altra domanda che è sempre legata a questo argomento: la provenienza dei turisti, da dove, o per la maggior parte insomma, da dove arrivano i nostri turisti? Allora, abbiamo notato un cambio che non sappiamo ancora se sarà un cambio, insomma, semidefinitivo o altro. Devo dire che per tutta una serie di motivi è aumentato di molto l'arrivo, sono aumentate le presenze da altre regioni d'Italia, soprattutto dal centro-sud Italia, che era un mercato che noi consideravamo, come dire, non principale, perché non abbiamo mai insistito né fatto campagne ad hoc. Devo dire che lavorando sulla comunicazione e su delle campagne digital o di altro tipo specifiche, i risultati stanno arrivando. Allo stesso momento Austria e Slovenia, ma pensare di portare un austriaco a sciare sui nostri poli non è così scontato, perché in Austria lo sci comunque è lo sport nazionale, loro sono molto legati ai propri comprensori, per cui Austria, Germania sono sempre i mercati di riferimento, quelli rimangono. Ci fa molto piacere avere turisti dal resto d'Italia, perché sono comunque un turismo di qualità, ben disposto, che cerca servizi di un certo tipo. E l'Est Europa rimane sicuramente, quindi Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, e grazie anche all'apertura dei collegamenti, come dicevo prima, tramite l'aeroporto, abbiamo il mercato spagnolo, c'è un volo diretto da Barcellona, il mercato irlandese che andiamo a inaugurare a brevissimo, e Francia e Inghilterra che si confermano e addirittura aumentano la propria quota di quelli che sono i turisti presenti in regione. Molto bene, questo è un dato che ci fa molto piacere. Io stesso non sapevo di Irlanda, per esempio, quindi è una bella novità, e bella novità anche quello del centro-sud Italia, quindi turismo italiano, ecco, ovviamente continua anche quello estero. Concludiamo la nostra intervista con Jacopo Mestroni, ricordo direttore operativo di Turismo FVG, parlando ancora della nostra regione, ma con un argomento che dal titolo non ci piace, perché è il Covid, però
guardando il bicchiere mezzo pieno, anche il Covid ha generato delle cose positive, se così si può dire, ha cambiato le usanze. E quindi c'è qualcuno che ha deciso di trasferirsi in regione per lavorare in smart working, ma anche per viverla, perché nella nostra regione si vive bene, si vive un ritmo meno caotico e meno stressante. Sì, forse noi ci accorgiamo poco della qualità della vita, perché vivendola ogni giorno fai fatica a vederla in maniera asettica, però abbiamo una qualità della vita molto alta, come servizi, come trasporti, come tutto quello che ci circonda in Friuli. Per cui noi abbiamo notato una cosa che non ci saremmo aspettati. Al di là dell'esperienza negativa per tutti del Covid, ci sono state delle opportunità. Abbiamo notato questo, che si sono unite due esigenze: quella di andare a cercare degli spazi appunto tranquilli, dove poter lavorare in situazioni più, come dire, meno stressanti, e quello che viene definito il turismo delle radici, cioè il fatto di riscoprire i luoghi da cui provengono i propri genitori o i propri nonni. Noi sappiamo che l'emigrazione dei friulani, soprattutto nel dopoguerra, è stata importante, per cui i nostri corregionali hanno fatto fortuna e sono stati lungimiranti in tanti posti del mondo, dall'Australia al Canada al Sud America. Ecco, i loro figli e i loro nipoti hanno, come dire, approfittato o sfruttato o hanno ragionato nel periodo del Covid e subito post-Covid per dire: andiamo a scoprire la terra da dove arrivano i nostri avi. Sono tornati qui e alcuni si sono fermati e hanno deciso di fermarsi qui, e dato che insomma il mondo digital permette anche di lavorare a distanza, si sono stabiliti qui e adesso hanno un filo conduttore ben preciso che li lega a dove sono nati e a dove sono nati i loro genitori e i loro nonni. Molto bene, siamo in chiusura, quindi noi ti facciamo i nostri complimenti per tutto il lavoro svolto e gli auguri per il lavoro duro, sodo, che dovrai svolgere insieme con tutto il tuo staff nei prossimi mesi. Grazie ancora e ringrazio Jacopo Mestroni, direttore operativo di turismo FVG. Grazie. Igor, grazie e buona estate a tutti.